Cosa timbri? Ma non vedi che manca ancora un minuto? Ma cosa te ne frega? Te lo regalo il minuto io. Cosa fai? Il cartellino non lo timbri? Sono padrona. Sì, ma così perdi la giornata. Su, dai. Ma cosa fai? Piangi? No, rido. Ma che cos'è che ti hanno fatto? Che aspetti ora? Che ti dica grazie? No. Grazie assai. E ora vai a lavorare, vai, che stai lì a guardarmi. Senti, ma cos'è? Un dramma d'amore? È inutile che mi vieni dietro, tanto non ti perdono. A me? Ma cos'è che dici? Cosa c'entro io? Parli come una matta. Matto sarai tu, lo dicono tutti. Ma chi è che lo dice? Io! Ma ragioniamo. Se oggi è la prima volta che ti vedo. E io no. Ti chiami Nullo Bronzi? Sì. Lo seppi dal primo giorno che entrai in fabbrica. Sei operaio di prima? Sì. Sei del consiglio di fabbrica? Sì. Ecco, quello che mi mancò di rispetto in pubblico è del consiglio di fabbrica pure lui. E allora? Voi sindacalisti avete tutti le mani lunghe. Ma... Sì, va bene, ma cos'è che ti ha fatto? Mi toccò il di dietro. Vuoi dire il sedere? Parla con rispetto. Ma su, dai, cosa vuoi che sia? Non te l'ha mica portato via. È ancora lì e fa sempre la sua figura. Allora, se parli così, scordati di me. E perché mi devo scordare di te? Non vai a lavorare?
Che intenzioni tieni? Niente, salto. A così perdi la giornata. Fa niente. Poi dai la colpa a me. Vi conosco a voi di qua. Per i soldi siete capaci di tutto. Ma no, è la prima volta che salto. E poi oggi è il mio compleanno. Faccio festa. Auguri. Grazie. Prego. Però se vuoi festeggiare con me ti dico no, grazie. E perché? Non ti conosco. Beh, se è per questo mi conosci. Sai il mio nome, lavoriamo insieme. Il nome non basta. Ah, ancora qui sei. Abiti lontano? 1 ora per andare, 1 ora e mezzo per ritornare. Porca. Perciò scendi alla prossima. Ma ti do fastidio? No, il tram di tutti è. Insomma, se dovevi venire tutti i giorni da Catania con l'aereo, facevi più presto. Io non sono di Catania, sono della provincia di Trapani. Allora sarebbe come dire che sei siciliana. Scusi, se ha detto Trapani non può mica essere lombarda. Perché voi di dove siete? Di Bellagio? C'è l'aeroporto? No. Allora perché si impiccia? Beh, sono arrivata, allora arrivederci. E dov'è che abiti? Lì, Lì dove? Lontano? mezzo chilometro. Beh, qua ci sta la mia casa, ciao. Ciao. Cosa c'è? Lo sai perché ti feci venire fino a qua? No. Per dirti la verità. Perché io sono sincera anche con i tipi come a te. Grazie. Io mi innamorai di te dal primo giorno che mi presero in fabbrica. Me lo ricordo. Era lunedì. Pioveva e non c'era la nebbia. Di me? Se era di un'altra, quell'altro lo dicevo, no? Lo dico a te perché sei tu. Non dici niente. Beh, i tuoi occhi mi piacciono. Grazie, quando piangono. Ormai è inutile. Dovevi vedermi prima. Da 3 mesi lavoro in fabbrica e ti vedo entrare mentre esco. E rido sempre per farmi sentire da te. E tu mi vedi solo quando piango. No, grazie, troppo tardi. Ora scappa che arrivano i miei fratelli. Cos'è? C'è sciopero oggi? No. Allora cosa fai qui a quest'ora? Ti senti male? No. Cosa fai? Mangi dolci? È mica domenica. No, è lunedì. Mi piacerebbe di sapere cosa ti succede. È il mio compleanno. E mi sono comprato le paste. Se non mi festeggia nessuno, mi festeggio da solo. Con le paste e senza lavorare.
Però ne potresti offrire una a tuo padre. Cip, 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 cip. Ti sei fatto licenziare? Festeggia il suo compleanno. Il compleanno è una scusa. Oggi, 2 febbraio, l'assenteismo è entrato in casa Bronzi. L'esempio viene da quelli del sud. Loro festeggiano tutto, anche il lunedì. È quello lì, il fumo. Ma cosa c'entra il fumo? Dove vivono le persone possono vivere anche le Le piante. piantine, bisogna curarle come i bambini. Alla tecnoelettrica i fiori ci sono. Possono vivere anche qui, e Lombardia anche qui. Ma quello della tecnoelettrica è un altro fumo, bello, bianco, sembra una nuvola. Lei qui fa un fumo di tutti i colori, veleno. Signor padrone, scusi tanto, avrei urgente bisogno di cambiare turno. Perché? La qui presente Castellini Armida vorrebbe entrare nel primo turno, così che io passerei al secondo. Si può? Chi ti ha detto di chiamarmi padrone? Il concetto è giusto, ma la parola è sbagliata. Ingegnere? Non sono ingegnere, neanche ragioniere, vengo dalla gavetta. Ho fatto l'operaio come te, non ho mica studiato io. Nemmeno io studiai troppo. Brava, a un operaio gli bastano le mani. Vai dall'ingegnere, a nome mio, e da oggi fatti mettere al secondo turno, però ai forni, e guai a te se ti fai sorprendere ai cessi col tuo fidanzato. Per sua norma e regola, io in quei posti ci vado da sola e quando scappa. Comunque, grazie ancora. Senti, permetti una domanda? Anche 2. Mi hanno detto che sei fidanzato da un anno con una ragazza meridionale, è vero? No, tutto finito, stop. Anzi, retromarcia. Ma perché? Uè, non parlava mai, sempre muta. Dai, dici la verità al nullo, e perché non la danno? No, c'è anche chi la dà, basta avere pazienza. Ma se l'avevi scopata, quest'ora eri sposato sottoterra. Valle, va tranquillo, violenta, questo sì. Violente, in che senso? Urlano, girano armate. La mia, per esempio, mi mordeva. Ti mordeva e perché? Per amore. Però era meravigliosa, eh. Sono stato anche sotto cassa mutua per un morsa della Carmela. 2 punti qui al lauro superiore. È Carmela Santoro, per caso? Carmela sì, no Santoro. Scarpetta Carmela. Ma anche a te interessa il sud. Sì, se non piangono e non sono bugiarde. Dice sempre il contrario della verità. Devi mettere il sì dove loro mettono il no. E viceversa. Ah, ma allora è facile. No, perché loro non lo fanno mica sempre. Sta tranquillo, calde, fedeli, donne di casa, gran cuore. Io ho deciso, sposerò una del sud. Ma non la Scarpetta, un'altra Carmela. Chi? La culona? Quella della mensa? Bravo, sì, quella lì, quella della mensa. La pugliese, orecchiette al sugo, fusilli, melanzane sott'olio, peperoni ripieni, capperi, olive, cipolline selvatiche, zucchine alla scapece, cibi afrodisiaci. Ti viene su un affare così. Ho bisogno di cambiare turno. Perché? Ragioni di famiglia. Le dico io le sue ragioni di famiglia. Donne, faccio
domanda regolare, aspetto. Ma perché mi tratto come un bambino? Non siamo mica a scuola qui. E allora cosa vuol fare? Sciopero perché l'ho trattata come un bambino? Se per essere trattati da uomini bisogna fare sciopero, io lo faccio. Guardate pure, toccate con le mani, non c'è paura, vedete? Sì, prego. Buonasera signorina, cosa vi posso dare signorina? Guardate, questo è un articolo nuovo per voi stasera, favoloso. Ascoltate, è una radiotelefono molto bella. Prego, prego, senza invito. Guardate che meraviglia, roba bella. Sentite bene signorina. Come mai esci adesso? Fai lo straordinario? Chiesi di cambiare turno per ragioni personali. E ti hanno spostata subito? Certo, perché? Dove sei adesso? Ai forni. Pagano di più e danno anche il latte. E perché non l'hai bevuto? Il latte lo bevono i bambini. Poi a me non mi piace. Lo porto a casa così domani già lo teniamo. Il vapore dei forni fa male, è per questo che te lo danno. Lo devi bere mentre lavori. Su, dai, monta che ti accompagno. No, non posso. Ma dai, non ti vede nessuno, è notte, su. Non posso. Il mio fidanzato non vuole. Sei fidanzata? Sì. Ma dai, non raccontar balle. Ma non sono balle, è la verità. E chi è questo fidanzato? È uno. Uno di su o di giù? È uno di su come te. E lavora qui alla fabbrica? Nel mio e nel tuo turno. Vuoi sapere di che colore tiene gli occhi? No, non mi interessa. Ciao. Ciao. E bevi tanto latte? Al mio paese è già arrivata la primavera. Come lo sapete? Ho telefonato ieri a casa e me l'hanno detto. Di dove siete? Napoli. Io Sicilia. Sicilia. Napoli. E i paesi solo. Permetti una domanda? Consiglio o proposta? Consiglio amoroso. Vai. Se una signorina, faccio un esempio, dice a un giovanotto di cui io mi innamorai, che lei è fidanzata, anche se non è vero niente, lui che deve fare? Lui deve domandare chi... Ciao, chi è questo fidanzato per prima cosa? E se io gli rispondo, guardandola appassionatamente, che il mio fidanzato lavora dove lavora lui, lui che deve rispondere? Semplice, deve dire che è lui, pirla, che tu concupisci. No. Tutto sbagliato. Io al posto suo ti mettevo una mano sul petto, ti tiravo sulla sottana con la destra e tanto ti davo un morso sul collo. Oh, Maria Vergine! Oggi la donna deve agire. Tu non sei stata chiara con lui e forse l'hai perduto per sempre. Ma allora voi in amore dicete tutto? Certo. Al cinema sì, ma nella vita no. Ehi,
Ehi, se non lo vuoi tu il tuo pirla, me lo prendo io. Dammi il nome, cognome, reparto, che gli segno io l'ABC del sesso. Lo licenziarono per scarso rendimento. Poi, guarda che non mi puoi mica comandare così, eh? E perché mi seguisti allora? Ti devo dire una cosa urgente. Ma non me la potevi dire in un altro posto? Ma qua soli siamo, questo è il posto ideale, dai. Oh, ma che ti credi? Io qua vado, chiudi che parliamo. Parla. Sei tu? Sì, sono io, dimmi. Sei tu il mio fidanzato? Io? Ma non ti puoi mica fidanzare con me senza che io lo so. Ora lo sai. Come rispondi? D'accordo. No. Devi dire, io ti amo e non posso più vivere senza di te. D'accordo. Allora dillo. D'accordo. Ti voglio bene dal primo momento che ti ho vista. No, devi dire ti amo. Ma non si usa più dire ti amo. Ma come non si dice più? E dillo. D'accordo, ti amo. E ripeti con più sentimento. Ma io il sentimento ai cessi non lo so fare. Ormai siamo fidanzati. Ci vediamo all'uscita. All'uscita no. Nessuno ci deve vedere insieme. Mai. Ricordati. Ma ora che so che anche tu mi ami, sono contenta. Occupato? Cosa fa l'amore nei cessi? No. Porco Giuda! Ciao Carmela. Stati muto che ci guardano. Di pane. E un etto di mortadella. No, 2. La domenica se può no, solo il pane. E chi ti vede? Mi vedono, fanno la spia in comune. C'è la multa. Peso? Pesa, va. Se mi fai un sorriso ti do anche la mortadella. Dove vai? La spesa, Pesci. Casa nostra non sta qua, sta di là.
Vai subito a casa. Mamma per cucinare t'aspetta. Ma io qua voglio andare, di noi parlano. Io ci vado, che sono tuo fratello. E quando torno ti dico tutto. Quello che puoi sapere. Vai, vai, vai! Terrone. La mentalità, compagne, non si può cambiare in fretta. Noi abbiamo il partito e quindi una coscienza politica. Ma le operaie senza legami con la classe accettano la prigionia che impone la famiglia. Quando una di noi arriva qui al nord, si attacca ai paesani, a quelli che la capiscono, e così resta attaccata anche alle usanze del suo paese. Anche per me fu così. La prima volta che andai a diffondere l'unità, mio padre mi veniva dietro, mi spiava. Allora dissi che se dovevo continuare a vivere come una prigioniera, non sarei più andata in fabbrica. E così finalmente ottenni la libertà, perché dovevo lavorare. Allora io vi dico che non si può essere comunisti in fabbrica e reazionari in famiglia. Questa è la mia esperienza. Nel suo intervento la compagna ha messo a fuoco uno degli aspetti del problema, quello della famiglia. C'è qualcuno che vuol prendere la parola a questo proposito? Guardale, compagno, nessuna prende la parola. Stanno zitte, anche qui come a casa. Allora parlerò io, anche se non sono una donna. Bronzinullo, operaio, settentrionale. Io mi trovo qui a Pioltello per fatti personali. Sono venuto a trovare la mia ragazza, perché un operaio la domenica non deve fare solo il lavoro politico, ma anche l'amore. Non dico il suo nome per rispetto a lei e perché è un fratello. Comunque l'appuntamento era qui e se non viene è perché non la fanno uscire. Questa è la mia esperienza. Come si chiama? Affari miei. Se sei un compagno lo devi dire. Hai ragione, ma non lo dico lo stesso. Data la situazione, suo fratello potrebbe essere qui. Non facciamo il dialogo. Chiedi la parola e poi parla. Chiedo la parola. Io dico solo una cosa. Se questo fratello ci trovava insieme, che cosa faceva? Ci ammazzava? Prima me, poi lei, tutti e due? Stare sul palco. Sto bene qui. Se quella compagna che ha parlato prima, quella lì, sarebbe mia sorella, piuttosto che lasciarla stare qui, in Sicilia la rimando, a piedi. Per fare la febba. Basta, non voglio il dialogo, e soprattutto di questo tipo. Qui ci sono donne con i loro problemi e le loro situazioni. Cerchiamo di rimanere sul tema. Giusto. Scusasse. Insomma, al paese mio si usa dall'antichità che una donna deve conoscere in vita sua soltanto un uomo. Uno, non due. Uno. E dunque non deve avere tentazioni, perché l'uomo cacciatore è. Dove sta scritto che è sbagliato? Sull'unità non sta scritto. Perché dobbiamo cambiare le nostre usanze? Perché al paese nostro non c'è lavoro? Chi si chiama Bronzinullo? Sono io. Mi domanda una signorina. Al paese nostro c'è la terra, c'è il sole, c'è il mare e basta. Le industrie qui stanno. Noi contadini eravamo. Siamo diventati operai lontani da casa per bisogno. Per lavorare le mani ci vogliono e basta. E dunque le nostre usanze ce le possiamo tenere. E voi le dovete rispettare. Dateci lavoro in Sicilia e noi togliamo il disturbo. Mi sono fidanzato. Mi sono fidanzato. E da quando? Da ieri. Ma stamattina ho deciso che la sposo. Bel pirla. Significa che l'ha messa incinta. Non l'ho neanche toccata con un dito. Toccala subito allora. Chi è, l'Alba Tramonti? No, Carmela Santoro. E chi è questa Carmela Santoro? Una di qui? Sì, con quel nome lì. Ma non lo scherza. Ma ti pare che si sposa una di giù? La sposo e me la porto a casa. Quale casa? Questa qui. Ma loro dobbiamo essere d'accordo tutti. D'accordo un bel niente. A chi l'hanno assegnata questa casa? A me. Chi paga il riscatto? Il sottoscritto. Dove la metti a dormire? In cucina? Di là, in cucina ci puoi dormire tu. Oppure lì sul divano. E Aldo dorme in cucina. Insomma, come volete. Si lava almeno. No. E allora? Non hanno l'acqua in casa, il gabinetto è giù nel cortile. Il sapone e l'acqua non costano niente. Anche i miei canarini fanno il bagno.
Sapete cosa siete? Dei razzisti. E poi parlate sempre di uguaglianza. Ma state zitti almeno. Un po' di coerenza non guasta, neanche in casa Bronzi. Me la sposo perché è diversa. E anche per farvi dispetto. Carmela. Non ti posso far entrare, sono solo in casa. Allora cosa mi hai fatto venire a fare? Per parlare anche senza vederci. Carmela, o apri o me ne vado. Chi ti vide? Nessuno. Non è vero, tutti ti videro. Ciao. Entra. Assettati. È già zuccherato. E tu non lo bevi? L'hai già pigliato. Buono? Sì. Mio fratello non torna finché non sono le 6. Sono le 3. 3 ore possiamo stare insieme. Andarono tutti per le condoglianze di un mio secondo cugino. Caduto dal 4º piano. Suicidio? No, muratore. Aiutami! Amore mio. Buono, nulla. Aspetta lì. Fermo, Fermo. Fermo.
è giapponese, che sei italiano? A Però fa male. Solo male. Ma non preoccuparti, perché io dal primo giorno che ti vidi ho cominciato a prendere la pillola. Amore. Non sono loro. Salvatore, aspettate, arroiate. Non tengono l'auto. Ora vestiti e vattene. Mi mandi già via. Mi vergogno. Mia sorella dopo la prima notte per una settimana non guardò il marito e neanche gli parlò. E noi non siamo ancora sposati. Però io non ti lascio mica sola. Neanche io. Ho voglia di passeggiare sotto braccio con te. E tu? Anch'io. Portami a vedere casa tua. E come tante altre. Ma se non so dove stai sono gelosa. Ecco, la terza finestra dall'alto è la mia. Quella con le persiane giù? No, quella con le persiane mezze chiuse. Ah, quella con le tendine? No, senza tendine. Ma tanto, uno o l'altra fa lo stesso. Sono tutte uguali. Anche le case sono tutte uguali. Ecco, vedi, qua devono fare il campo sportivo. Lì ci devono fare l'asilo. Là in fondo, dietro quel palazzo, ci viene la chiesa. Quella la stanno già costruendo. Cosa fai? Conto. Cosa? I piani. Sono 15. 15. Quanti? Su, vieni, ti faccio conoscere i miei. No, aspetta. Un'altra volta. Come un'altra volta? Siamo già qui e andiamo, no? Siete tutti ricchi qua. Cos'è? Credi che sono ricco perché abito in uno di questi alveari? Stai tranquilla che la gente povera c'è anche da noi. Sì, ma i poveri vostri non vengono da noi a lavorare. Noi invece dobbiamo venire qua. Come si spiega? Te lo spiego. Hai capito adesso? Usciamo. Va bene, andiamo. È per questo che volevi uscire. Non potevamo baciarci là. Ora portami a passeggio, voglio che tutti mi vedano con te. Tanto qua non c'è nessuno che ci può vedere. Andiamo? A cosa pensi? E tu a cosa pensi? Lo dissi prima io. Sto pensando al tuo paese. E tu? Anch'io.
E com'è il tuo paese? È tutto bianco. C'è il mare, c'è sempre il sole, è bello. Però prima del terremoto. In fondo, se uno è felice veramente, tutti i posti sono belli. Contenti è possibile, ma felici mai. Perché siamo povera gente noi. Senti, andiamo davanti alla fabbrica nostra? Perché? Così. Il primo giorno che mi presero a lavorare in fabbrica, tanto contenta ero. Ora mi piace solo la domenica, quando sta zitta. È bello stare qui. Qui? Perché? È qui che è nato l'amore nostro, no? Soli siamo. No. Guarda in quella macchina, ci sono due che si baciano come noi. Facciamo come i somari che tornano sempre alla stalla. Senti, Nullo, ma tutte quelle cose che facciamo in fabbrica, tutti i giorni, tutte uguali, che ne fanno? Non sono troppe? No, sta tranquilla che se le fanno è perché le vendono. Ora portami a casa, che oggi troppe cose mi passarono per la testa. Chi è stato? Indovina? Tuo fratello. E invece no. È stato il mio fidanzato. 3-1. Cosa c'è? Juventus 3, Milan 1. Perché tu sei di Torino? No, di Palermo. E allora cosa te ne frega della Juventus? Ti sei dato alla box? Perché? Me l'ha detto la Dalgisa, che gliel'hai suonata la Carmela. Ma cosa dici? Non ti capisco. Va che mi capisci, Bronzi. Se è perché non te la dava, hai fatto bene. Chi fu? Chi fu lo diciamo noi, voi dite chi è stato. Mio fratello, perché tornai tardi. Allora è per colpa mia. Ti fa male? No, pensavo a te. Ma perché sei andata a dire alla Dalgisa, che ha una bocca peggio di una radio, che sono stato io? Non gridare. Perché se le dà un fratello è vergogna, ma se le dà un fidanzato è soddisfazione. Grazie mille, la prossima volta cosa farai? Andrai in giro a dire che ti ho ammazzata? Se mi ammazzi non parlo più. Dottore! Fuori, su, tornate al lavoro. Che cos'ha? Niente, è svenuta. Non capisce che deve bere il latte. Le meridionali hanno lo svenimento facile, sai. Hanno litigato. E lei chi è?
Il fidanzato. Ah, un bel violento, eh? Io? Perché? E l'occhio nero chi è stato? L'occhio nero a lei non la riguarda. Lo sa perché è svenuta? Per l'aria che respiriamo qui dentro. Si vede che non beve regolarmente il latte. Ci provi lei a lavorare 8 ore là dentro, anche con il latte. Faccio il dottore io, non l'operaio. E adesso se ne vada. Fa il dottore. Ma quale dottore? Veterinario! Sarà incinta. È siciliana. Non va mica in giro a fare la troia in macchina come te. Sembra uno del sud. Ti senti meglio? Adesso ti do 2 giorni di riposo, sei contenta? Però tu domani mattina vai all'ambulatorio alle 8 e ti fai fare l'esame del sangue. Digiuna. Io mai mangio alla mattina. Brava. Te ne vai? Sì. Perché? Mi hanno sospeso per 2 giorni perché ho dato della troia a un'impiegata. E tu rivolgiti al consiglio di fabbrica. Ci ha pensato prima lei di me. Oggi come oggi, per me, dare della troia a una donna non è mica un'offesa. Come ti senti? Ora bene. Perché sei qui? Mi hanno sospeso per 2 giorni. Però mi sono preso una bella soddisfazione. Ti senti? Però facesti male. Ma insomma, io con te sbaglio sempre. Sì, sbagliasti, ma per amore. Cosa ti ha detto quella specie di dottore lì? Mi ha trovata debole e mi ha detto che non mi devi urlare nelle orecchie. E tu ci credi? No. Però dell'occhio lo dissi a tutti per fare sapere che oramai ti appartengo. Ma cos'è questa storia dell'appartenenza? Non sei mica una cosa, tu sei una persona. Su dai, monta. Dove mi porti? A casa, così ti riposi. E io mi spiego con tua madre. A casa mia ti vuoi presentare? Certo, se ci dobbiamo sposare, facciamo tutto quello che c'è da fare. Da voi si usa così, no? E io lo faccio. Io con te voglio stare, non con mia madre. Se mi porti a casa rimango chiuso dentro. Ma portami in un bel posto, dove c'è il sole. Va bene, ci pensa il nullo. Perché ci fecero il bucato nel fiume? Sembra acqua saponata. Una volta non era mica così. E com'era? Bello. Tutto verde. Anche l'acqua pulita. Da ragazzo ci venivo a fare il bagno. Adesso è tutto veleno. Scarichi delle industrie. Senti che puzza. Peggio dell'aria che respiri tu in fabbrica. Nullo, la verità ti voglio dire. Cosa c'è adesso? Dimmela questa verità. La verità è che io mi vergogno che tu parli a mia madre. Non per te, ma per me. E perché? Fa famiglia Santoro, che poi sarebbe la mia. La nostra casa è piccola, brutta, vecchia, piena di letti. Non è come la tua. C'è troppa differenza tra noi. Ma se la conosco già a casa tua. No, perché non la guardasti bene, perché eri cieco di me. Dell'amore. E così vedevi solo me. Ma se ora vieni e parli con mia madre, allora la guardi bene. E poi forse ti penti. Ma no, non mi pento. Ti penti, ti penti. No, non mi pento. Ma sì che ti penti. Ma dai che non mi pento, su. Ti penti. Ma dove vai adesso? La roba mia. Carmela, io sono un operaio come te, come tuo fratello. E i sacrifici che fate li conosco e li capisco. Voi per risparmiare fate economia di tutto. Siete tutti così, voi meridionali. Perché un giorno vogliamo ritornare al paese nostro. Qua siamo pezzenti e va bene, tanto forestieri siamo.
Ma al paese nostro, da signori vogliamo tornare. Se non moriamo prima, o non ci sposiamo qua. Sì, ma intanto attenti a non rovinarvi la salute. Quando si lavora non si deve risparmiare sul mangiare. Uova, carne, latte. Perché il lavoro ti succhia il sangue, come i vampiri. Per questo sei svenuta. Meglio far debiti che risparmiare. Nullo, non dire niente a nessuno di noi due. Né alla famiglia Santoro né alla famiglia Bronzi, che poi sarebbe a tua. Nemmeno io dirò niente. Forse mai. O forse presto. Chissà. Io non capisco mica quello che dici, sai. Sì, mi spiegherò. Se nessuno sa che noi ci vogliamo bene, è più bello. Quelli che lo dicono a tutti fanno invidia. E io ho paura dell'invidia. Porta male. Ma allora dillo che non mi vuoi sposare! No, anzi sì. Ma prima di quel giorno teniamolo nascosto, l'amore nostro. Porco Giuda, faccio la figura della ragazza che si vuole sposare perché è rimasta incinta! Nullo, forse ho paura. Ma di che cosa hai paura? Non lo so, solo una maga lo potesse indovinare. E invece te lo dico io. Tu hai paura che se ci sposiamo subito la tua famiglia perde la tua busta paga. E io invece me ne sbatto le balle della tua busta paga. Gliela puoi dare anche tutta. E visto che la tua famiglia conta più di me, sai che cosa ti dico? Arrivederci e grazie. E di Luigino, non te ne importa niente. E chi è questo Luigino? Nostro figlio. Ma se prendi la pillola? Sì. Ma non la voglio prendere sempre, tutta la vita io. I bambini li voglio. Ma tu sei matta. Cos'è che fai? Seppellisco gli uccellini morti, no? Va bene, faccio tutto quello che dici tu. Però le carte intanto le facciamo.
Il colore è buono. Avanti. Operaia Santoro Carmela. Aspetta fuori. Come sto? Bene. Sei una bella ragazza, che cosa vuoi di più? Ti va di passare all'impacchettatura? Dove? All'impacchettatura. E dov'è questa cosa che dite voi? A Sesto, in via Serio. Ci sono vantaggi e svantaggi. La paga è un po' più bassa, però il cottimo è più alto. L'aria è più buona e si respira meglio. Puoi fare un po' di villeggiatura. No, non mi conviene. Per ragioni di famiglia. Per favore, dottore, posso rimanere dove sono? Chi lascia la via vecchia per la nuova, male si trova. Vuoi rimanere ai forni allora? Sì, grazie. Va bene, firma qui. Bene, puoi andare. Buongiorno. Dove sei stata? Il dottore mi fece chiamare. Ah. Senti un po', sai cucinare? Sì. Sai usare l'aspirapolvere, la lavatrice e servire a tavola? No. Non importa, si impara. Vuoi venire a casa mia a fare la cameriera con la stessa paga? Io operaia sono e operaia voglio restare. Se volevo fare la serva in Sicilia rimanevo. Brava, puoi andare. Uffa! Ciao. Ciao. Se fosse per me ti porterei subito dal sindaco. A far che? A sposarti. Andiamo via subito, perché se viene mio fratello grande mi rimanda a casa. Cosa c'è? Ho detto qualcosa che non va. No? Però hai cambiato faccia. Guarda che se ho detto che ti voglio sposare è per toglierti da quella casa lì. Uè, ma è possibile che una ragazza per uscire di casa deve rischiare di essere ammazzata dal fratello o dalla madre, alla vigilia del 2000? Io a te quando parli non ti capisco, andiamo, va. Poi mi spieghi cos'è che ti passa per la testa, Sul matrimonio non si scherza. Guarda che io non scherzavo mica. Non lo so. Tuo fratello in moto non ci sa mica andare, la spacca subito. Ieri la comprò. Ma prima di stasera la spacca, te lo dico io. Torniamo indietro, andiamo in un altro posto. No. Paolo, che ti facessi? Mio fratello! Non guardare! Non gridare! Bambini vestiti! Mio fratello, guarda! Non lo posso scansare! Figlia, tu teru! E che ti curate da la colpa al piede! Ma più! Sapeme, che te devo un frate bot! Niente si capisce lo pizzerito! Disgraziato un terun! Se vedi chi è colpa il piede! Chi non è zitto non può entrare! Vieni fuori se hai il coraggio. Parun! Fascisti! Niente da piso pizzerito! Portiamolo fuori e diamogli una lezione. Ben, sapeme. Fermi! Non lo toccate! Pasquale! Fermi, no! Fermi, ma cosa state facendo? Ma che cosa fate? Il ginocchio. Ti fa male? Ma cosa gli volete fare? Già in manchite sei, siete veretti. Ha rovinato un bambino, bisogna dargli una lezione. E chi siete voi per giudicarlo? Il tribunale del popolo. È un pirata. È un marocchino. Ah sì, è un marocchino. E allora? Volete linciarlo? Volete ammazzarlo di botte? Su dai, portatelo fuori, ammazzatelo, su! È innocente!
Dem, sapeme. Va bene in sci. La paura che l'ha avuta. Dem. E ti ringrazio anche lì, il Gramsci. Venga a stupirla qui. Fera, su. Se mi chi per dargli pote e prende via. Bisognava dare una lezione. Fammi vedere, mamma mia, tutto sangue. E tu chi sei? Mi regna in chiesa. E prendere chi c'ha penso la macchina, la moto, e mica punto andare. Fidanzato di Carmela. Ferma, cosa fai? Poi, la mia fidanzata non tocca a nessuno, hai capito? Hai capito o no? Ma fermati, disgraziato, disgraziato. Lascialo, ti ammazzo! Non lo toccare, sai! Chi ti disse che sono la tua fidanzata? Tu. E invece non ti sposerò mai, neanche se mi ammazzi! E invece tu lo sposi, per l'onore! No, sono maggiorenne, io mi sposo con chi voglio io, quando voglio io, alla faccia tua! Ma con lui, mai! Mandate in malora, terroni! Cos'è? Piangi? Avete litigato? No, è la vernice. Per me è sofferenza d'amore. Parto, no? Dai, qui la porto io, così almeno non mi accusi anche di farti perdere il treno. Ma che cosa c'hai qui dentro? Il piombo? Il corredo. Senti, perché non parti un po' più tardi? Così finalmente ci spieghiamo. Non c'è altro da dire, tutto abbiamo detto. Con i fatti e con le parole. Ah, è una bella commedia. Mi viene voglia di battere le mani. Brava, bis. E invece sappi che è una tragedia d'amore. Anche con le patate. Ma che cos'è che hai nel cervello? Per mia sfortuna non lo bronzi. Ma sei tu che mi hai lasciato, mica io. Mai visto neanche al cinematografo. Una che dice basta perché lui la vuol sposare. Sì, però in municipio. E perché? Dov'è che ci si sposa? In chiesa. Ah, è così che la pensate voi? Alla vigilia del 2000. Ma ti dico io. Fermiamoci, piove troppo.
sto qui, almeno non mi bagno. Ti sei mai chiesta perché mi chiamo Nullo e non Giovanni, Giuseppe, Pietro? Cesar Nullo? Non lo so. Non c'è, te lo dico io. Io mi chiamo così perché veniamo dall'anarchia. Mio fratello, mia sorella, io. Non siamo battezzati. Io non ho mai fatto la comunione. E così tutti bronzi. Se moriamo non viene il prete. Arriva la bandiera rossa. Dunque al mio matrimonio l'acqua santa non ci può essere. Ma perché tu credi che io lo faccio solo per la mia famiglia? E per il vestito bianco? Ma io posso sposarmi anche con questo vestito qua, ma qui dentro. Se no non mi sentirò mai tua moglie. Dite tutte così. Avete più paura della famiglia che dell'inferno. Allora facciamo così. Ci sposiamo di nascosto in chiesa e diciamo a mia madre e a tuo padre che ci siamo sposati in municipio. Così vedi se sono sincera. Né di nascosto né con gli inviti. Mi dispiace. In municipio anche domani. Possiamo restare fidanzati. Bella soluzione. Anche peccare tutte le sere. Anche da oggi. Tanto dopo c'è sempre il pentimento. Non mi lasciare. Due grappini. Signorina, la valigia. Grazie. Lascia. Amore. Prima mi devo spogliare. Vuoi il buio? Grazie.
Vuoi che ti aiuti? Faccio da me. No, ti voglio bene. Anzi, sei tutta la mia vita. Ma così non posso. Vestiti, ti accompagno a casa. Fa presto. Ma allora mi lasci? Sì. Ti sposo anche domani, ma come dico io. E tu non vuoi. Forse era meglio se quel giorno non ti vedevo piangere. Noi due siamo troppo diversi. In tutto. Ormai è andata come è andata. Ti aspetto giù. Nullo. Cosa c'è? Non mi lasciare solo, ho paura. Va bene, ti aspetto qui. Te la porto io la valigia. No, faccio da me. E dammela su. Faccio da me. Addio. Carmela. Le patate, non le prendi? Tienile per ricordo. Sei passato al primo turno? Cosa? Se sei passato al primo turno! Perché tu di che turno sei? Del primo! E allora perché me lo domandi? Così, per parlare! E io sono passato al primo turno per non parlare. Ciao, ciao. Cerchi la Carmela. Tu 10 giorni che non viene. Per me ha cambiato fabbrica per non vederti più. Posso parlarti un momento? Vuoi andare a Mosca con una delegazione di compagni? In questo momento non posso, in ogni modo grazie. No, siccome l'altra volta ti sei lamentato perché non ti abbiamo mandato a Varsavia. Ma vedi, adesso dovrei sposarmi. Allora auguri. Grazie. Guarda un po' cosa ne Ah, senti, c'è un prete operaio qui nella zona. Come? Se c'è un prete operaio qui nella zona. Insomma, uno che sia molto vicino a noi. Un cattolico marxista. Vai davanti ai cancelli della Falca e domanda dell'operaio che non bestemmia mai. È lui. Ciao. Sono venuto a chiederti notizie della Carmela. È più di un mese che non viene in fabbrica. Dov'è? È malata. Chi sei tu che me lo chiedi? Non sono fatti tuoi. No, sono anche i miei. Se sono qui è perché le voglio bene. E poi le devo dire una cosa. È tornata al paese. Sì. È meglio che te la scordi. Tanto Carmela di te si scordò giustamente. Ma perché? Cosa le ho fatto? Io le voglio bene. Voglio solo sposarla. Dimmi dov'è. Vattene, sono qua male, finisci. Ma come pensate di poter vivere qui? Se non volete fare nessun sforzo per capire anche noi. Come siamo fatti? Che poi siamo uguali a voi. Vuoi che ti dica la verità? Carmela a te non ti vuole vedere più, mai più. Tu sei il fratello della Carmela? Sì. È in casa? No. Mi sai dire dove lavora adesso? Io mi faccio l'affari miei.
Ma cos'è sta roba qui? È al posto del latte, per la salute. Dammela. Ai! Ma cosa fa quello lì? Hai visto come ci hanno mascherato? Da quando? Dopo che Carmela è stata male, ma è un disastro. Non si può mica tenerla sulla faccia 8 ore. Non si muore avvelenate, ma si muore asfissiate. Dammela, mi serve. Cos'è questa roba? Una maschera protettiva. E a che cosa serve? A evitare l'ispirazione di sostanze nocive. E perché? Prima queste sostanze non erano nocive? Perché la maschera non c'era? Perché avete tenuto Carmela Santoro ai forni? Volevate ucciderla? Sulla nocività in fabbrica decide l'azienda. Io faccio il medico. Il servo fa altro che il medico. Fuori! Come sta? Ora se vuoi la puoi vedere. Bisogna portarla all'ospedale. Chiama una Croce Rossa. Grazie lo stesso. Mia sorella ieri tornò dall'ospedale. Ieri? La curarono, ma di più non potettero fare. Ospedale? Ma com'è possibile? Allora è grave. Qua almeno Carmela a casa sua sta. Entra. Mariti. Così Carmela spera che guarisce presto e che vi maritate. Se sei tu, fammi sentire la tua voce. Sì, sono io. Chi te lo disse? Nessuno. L'ho capito. Credevo che non mi volevi vedere più, che tu eri andata al tuo paese. Te lo voglio dire subito. Per il matrimonio. Adesso mi sono deciso. Mamma, da sola voglio parlare con Nullo. Sei venuto per pietà o per amore? Ma cosa dici, per amore? Ti ho aspettato tutti i giorni davanti ai cancelli. Facciamo la pace, Nullo. Dammi un bacio. Come ti senti, Meglio da quando ti ho visto. Carmela, io ti sposo anche in chiesa, col prete. Anche se non ci credo ai peccati. Perché io non posso più vivere senza di te, neanche un minuto. No, in chiesa no. L'uomo sei tu e io faccio quello che dici tu. Perché è la donna che deve seguire quello che l'uomo decide. Non ti devi umiliare per me. Per me va bene anche quell'amico tuo, il sindaco. Farò finta che ci sposa un prete. Però intanto pregherò quando divento Carmela Bronzi. Porco Giudo. Sai che il viaggio di nozze è mezzo pagato, ce l'abbiamo. Non ci credi? Prendi la mia borsetta là.
A Venezia, dove c'è tutta quell'acqua. Come pesa? Ma che cosa c'è dentro, Tanto amore. Sono tutte lettere amorose che volevo spedirti quando... Me ne devi leggere una ogni mattina. Ecco. Che cos'è? Me la mandò la direzione di fabbrica per soggiorno di riposo. 10 giorni, tutto pagato, a Venezia. Però se non ci posso andare io, ci vai tu. Carmela, ce la fai ad alzarti appoggiandoti a me? Perché? Ti porto via subito, a casa mia, che poi diventa anche la tua. Aspetta, Vado a cercare una macchina. La porto a casa mia e me la sposo. Carmela, sei contenta che ti sposi? Hai freddo? No. Soltanto mi sento pesante. Dappertutto. Nullo perché non mi cercasti. Ma io ti ho cercata. Non te l'hanno detto? No. Tu? Perché non mi cercasti? Perché mi mettevo vergogna della malattia. Ma Carmela... E poi avevo paura che tu mi dicevi ancora no. L'ultima volta che ci vedemmo in fabbrica, io ti ho sorriso e tu non mi dicesti nemmeno ciao. Perché nulla? E perché sono un testone. Pensavo che... Non pensare, non parlare. Stiamo vicini e basta. Ti scrivo questa lettera per farti sapere che se non mi vedi più non è colpa tua, ma della fabbrica. Soffro molto, ma dichiaro che sei innocente, perché quando penso a te mi sento meglio. Tua per sempre, Carmela Bronzi. Ti scrivo oggi per dirti perché sei vivo per miracolo. Prima dell'ospedale mio fratello ti voleva sparare, ma io... Ciao mamma. Ciao. Aspettami, vengo con te.
Ma io gli rubai la pistola e la conservai nella mia borsetta, perché io ti amavo, anche se tu non mi volevi vedere più. Però una notte mi sognai che mi venivi a trovare. Andiamo? Ha preparato il registro? Sì. Lo porti di là. Ciao. Ciao. Ci sono i testimoni? Ecco. Prego. S'accomodi. È lei il signor Nullo Bronzi? Sì. E lei la signorina Carmela Santoro? Sì. Siete comparsi dinanzi a me, ufficiale dello Stato civile, per essere uniti in matrimonio? Sì. Prego ascoltare la lettura degli articoli del Codice Civile che regolano i rapporti dei coniugi tra di loro. Articolo 143. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Articolo 144. Il marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque. Dormi un po'. Se dormo non ti vedo. Nullo, mi fai un regalo? Sì. Mi fai telefonare al paese mio? A chi? A uno qualunque. Magari alle guardie comunali. Il numero è nella borsetta. Un momento, per favore. Pronto? Brigadiere. Sono Santoro Carmela. C'è il sole da voi?